Avranno altri 10 giorni di tempo i sindaci dei 19 comuni del lato Gesa AG2 per firmare il contratto con la ditta Catanzaro, titolare della discarica di Siculiana, terminato il quale i cancelli resteranno chiusi per i rifiuti provenienti da questi comuni. L'accordo prevede, così come fatto anche con le imprese che raccolgono la spazzatura, che i comuni si impegnino a pagare le somme dovute direttamente alla ditta. Ricordiamo che i fratelli Catanzaro avevano dato tempo ai sindaci per firmare il contratto sino allo scorso 31 marzo. Dopo un periodo di calma apparente si ritorna adesso a parlare di problema rifiuti. E se la data del 10 aprile non verrà rispettata dai comuni, la discarica di Siculiana potrebbe non accettare più la nostra spazzatura, con conseguenze che noi tutti sappiamo: rifiuti strada e problemi igienico-sanitario non indifferente, aggravati dall'arrivo della bella stagione.